Si è conclusa a Torri del Benaco la prima edizione delle Giornate Veneziane, un fine settimana dedicato alla storia, alla cultura e all'eleganza della città lagunare. Il programma ha proposto sfilate in costume, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali e dimostrazioni dal vivo di lavorazione del vetro. Nel Museo del Castello Scaligero è stata allestita un'esposizione di gioielli in vetro veneziano, mentre sul Molo de' Paoli il Bacaro ha offerto cicchetti e spritz in riva al lago, ricreando l'atmosfera conviviale tipica veneziana. Particolarmente apprezzata la presenza dell'esercito storico veneziano, protagonista di suggestive parate, spettacoli e dimostrazioni in piazza Calderini con spari di cannoni, fucili e canti dedicati a Venezia. Tra le iniziative più apprezzate anche le dimostrazioni di lavorazione del vetro e il coinvolgente teatro in piazza, capaci di attrarre e stupire un pubblico eterogeneo. Una prima edizione che lascia il segno tra tradizione e partecipazione. Torri del Benaco saluta le giornate veneziane e continua la sua estate con un calendario ricco di eventi e appuntamenti da non perdere.